È un rito antico quello della barca di San Pietro da realizzare nella notte tra il 28 e il 29 giugno, nel pieno dell'estate del lavoro dei campi, e infatti la forma dei velieri veniva vista come un presagio, un rito della tradizione contadina della nostra terra che nelle case venete si ripete. Come fare questa barca? Servono una caraffa d'acqua e un solo uovo fresco, ma non bastano. Da un esperto come Roberto Popi Frison, ecco alcune dritte. Innanzitutto il recipiente va scelto con il fondo tondeggiante, questo per aiutare l'albume ad assumere quella forma della chiglia della nave. L'acqua va bene quella corrente, si riempie il contenitore fino a 2/3. Fondamentale la temperatura del luogo dove sarà lasciata riposare la caraffa, raccomanda Popi Frison. Se noi posizioniamo la caraffa in un posto che è ancora caldo, l'albume si cuoce immediatamente e perdiamo la magia della notte. Piuttosto aspettiamo che si faccia tardi per realizzare il rito. Un fenomeno legato allo scambio di calore e alla densità maggiore dell'albume dell'uovo rispetto all'acqua, spiega la scienza, che nulla toglie alla bellezza di tradizioni la cui origine si perde nella notte dei tempi.